Ancora una volta un saluto a tutti, io sono Filippo Salaris e noi siamo gli Artisti Fuori Posto. E in queste brevi lezioni ci poniamo sempre come obiettivo quello di parlare di dizione italiana e di tutto ciò che è legato a questo magico mondo dell'italiano standard e delle voci che lo animano. Oggi ci focalizzeremo su una cosa in particolare, gli omografi, ovvero delle parole che si scrivono sì alla stessa maniera, ma devono essere pronunciate in diversa maniera. Mi spiego meglio. Ci sono delle parole che, utilizzate nel linguaggio comune, hanno un senso all'interno di un contesto, quindi le possiamo pronunciare aperte e chiuse nella nostra parlata locale. Mentre quando andiamo a lavorare con la corretta dizione dobbiamo essere consapevoli che una singola parola va pronunciata in un modo o nell'altro. Faccio un esempio, sempre col fine di essere più chiaro. Famosissima è la parola pesca, che posso pronunciare pesca, appunto, oppure pesca. Quando dico pesca con la E aperta, quindi con l'accento grave su quella E, io mi starò riferendo alla parola legata al frutto, la pesca, quella che mangio. Se invece io dico pesca con la E chiusa, il significato della parola cambia. Intendo appunto il pescare, l'atto del pescare. La pesca in barca, la pesca con la canna e via discorrendo. Gli esempi che posso farvi sono tanti e infatti oggi vi voglio parlare di alcune parole che fanno parte dell'uso quotidiano della lingua italiana. Tutti i giorni ci capita di pronunciarle e quindi dobbiamo già essere più consapevoli. Ecco la prima. Accetta e accetta. Vedete, cambia la pronuncia della E. Nel caso io dica accetta, sto facendo riferimento al verbo. Egli accetta. Oppure sto invitando una persona ad accettare. Accetta. La pronuncia della E, ripeto, è aperta. Nel caso invece io dica accetta con la E chiusa, intendo la scure. L'accetta, quella per tagliare, per esempio, la legna, e quindi il significato è totalmente diverso. Se io dicessi Marco accetta Gabriele, direi che Marco accetta, cioè prende in considerazione Gabriele. Se io dicessi invece Marco accetta Gabriele, intenderei che Marco sta utilizzando una scure per dare un bel colpo su Gabriele. E il significato in questo caso, vi assicuro, è totalmente diverso. Prendiamo in considerazione un'altra parola, che utilizziamo anche questa tutti i giorni. La parola è collega e collega. Anche in questo caso cambia la E. Con collega, con la E aperta, intendo un compagno di lavoro, il mio collega Mario, un esempio. Se invece utilizzo la parola collega con la E chiusa, sto facendo riferimento al verbo, il verbo collegare. Egli collega la radio, collega la TV, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra parola che dobbiamo prendere in considerazione è la parola dei e dei, che in queste due accezioni ha un significato completamente diverso. Se io dico dei, faccio riferimento alle divinità pagane, gli dei dell'Olimpo. Se invece io dico dei, sto facendo riferimento alla preposizione articolata di più i. Faccio un esempio. Ho mangiato dei frutti. Quindi anche questa volta dobbiamo stare molto attenti. Un'altra parola trappola potrebbe essere la parola esca, pronunciata anche esca. E i due significati sono ben diversi anche in questo caso. Esca è voce del verbo uscire, che egli esca. Invece se io dico esca, intendo il cibo per i pesci, per farli abboccare. L'esca. Altra parola molto interessante è la parola venti e venti. I venti sono quelli che soffiano, con la E aperta, i venti. Invece quando io utilizzo la parola venti, intendo il numero 20 appunto, 10 più 10, per essere ancora più specifici. Un'altra parola interessante che vi voglio lasciare per oggi è la parola messe e messe. Quando dico messe intendo il raccolto, per esempio il raccolto del grano. Quando io invece dico messe intendo il plurale di messa, il rito.
quindi messe come riti sacri. Ok, per oggi è tutto. Con queste parole vi potete già allenare, potete lavorare sulla pronuncia e iniziare a fare delle piccole distinzioni, ma molto importanti per il futuro che vi vede già parlanti perfetti di dizione italiana. Ancora una volta vi devo ringraziare per essere stati in ascolto. Speriamo di essere stati utili con queste curiosità sulla dizione italiana e vi raccomando di stare con noi Artisti Fuori Posto per approfondimenti e tanto altro. Un saluto a tutti e buona dizione.